Non spaventarsi davanti a chi ci dice di tacere e ci calunnia, l'esortazione del Papa nella catechesi. Al termine dell'udienza Francesco ha abbracciato 4 giovani della diocesi. Toccante testimonianza di Arturo Mariani, calciatore della nazionale italiana mutilati del CSI. L'atleta ha spronato i cresimati della diocesi ad andare oltre le difficoltà. I sogni impossibili diventano possibili. Buone notizie per Santo Stefano d'Aveto. Dopo tanti anni di abbandono, 2 imprenditori sono interessati all'acquisto dell'ex colonia Piaggio. La trattativa è in corso, spiega il sindaco Tassi. Chiavari, carotaggi in corso nel Rupinaro hanno un valore anche archeologico. L'analisi potrà svelare le varie fasi stratigrafiche. Occhi puntati su Corso Millo, dove sorgeva l'antica necropoli. Ai nastri di partenza un nuovo anno accademico dell'Università delle Tre Età di Lavagna. Tante le materie proposte, le uscite didattiche a Palazzo Ducale e nel centro storico di Genova. Buongiorno a tutti, ben arrivati a questa nuova edizione di Tigullio. Oggi è giunto a compimento il pellegrinaggio diocesano dei Cresimati a Roma. Questa mattina in piazza San Pietro la partecipazione all'udienza generale presieduta da Papa Francesco. I giovani con i loro accompagnatori dopo il pranzo rientreranno nel Tigullio. Al termine della catechesi 4 ragazzi sono riusciti ad abbracciare personalmente il Papa. Giulia Marini della parrocchia di San Giovanni Battista a Chiavari, Eleonora Schettino di San Bartolomeo della Ginestra a Sestri Levante, Davide Crapanzano di Cicagna e Mirko Pellestri di San Salvatore di Cogorno. Ma ci colleghiamo anche quest'oggi per un aggiornamento della situazione con Roma. Oggi per noi Giacomo Rizzi. Grazie Cristina e un saluto a chi ci sta seguendo da casa. Siamo qui davanti al ristorante e tra poco andremo con i ragazzi a pranzare. E questa mattina si è tenuto il momento che è stato un po' il culmine del pellegrinaggio, ossia il momento dell'udienza insieme al Papa. Alcuni dei ragazzi presenti al pellegrinaggio, ricordiamo 190 ragazzi, ne sono stati 4, 2 maschi e 2 femmine, di 4 parrocchie diverse che hanno avuto anche l'occasione comunque di poter incontrare da vicino Papa Francesco. 2 li abbiamo qui, innanzitutto qual è il vostro nome e raccontateci un attimo com'è stata questa esperienza. Io mi chiamo Eleonora Schettino e provengo dalla parrocchia di San Bartolomeo. Com'è stato incontrare il Papa? È stato molto bello, soprattutto quando è venuto davanti a noi e ci ha stretto le mani e è stato un momento di grande felicità per tutti noi ragazzi. Tu invece sei? Salve a tutti, mi chiamo Mirko Pellestri, vengo dalla parrocchia di San Salvatore. Per me mi ha fatto veramente piacere vedere il Papa, che poi fai conto che è la prima volta che vengo qui a Roma e devo dire che è una città grande. Comunque ripeto, è stata veramente una bella esperienza per noi ragazzi perché insomma vederlo in televisione è una cosa, però vederlo dal vivo veramente è tutta un'altra cosa. A un certo punto mi è anche venuto veramente effetto perché poi stringergli la mano e anche parlarsi a 2 mi è veramente è stata veramente una sensazione unica. Tra i momenti significativi di questo pellegrinaggio ricordiamo anche ieri sera l'incontro con Arturo Mariani, calciatore della nazionale amputati, che ha raccontato ai ragazzi la loro testimonianza. Vediamo nel servizio. Bene. Arturo, un campione nello sport, ma soprattutto nella vita. Sì, diciamo che lo sport è una metafora della vita, quindi le difficoltà che riusciamo a incontrare e renderle possibilità, là riesce a capire il senso vero dello sport, della vita, e trovarsi di fronte al dolore non è mai facile, ma se riusciamo ad accoglierlo cambia tutto, cambia la prospettiva che abbiamo e riusciamo a ottenere qualsiasi cosa. I nostri sogni impossibili in realtà diventano possibili. Hai citato più volte la parola scelta. Sì, la scelta è tutto, ci troviamo ogni giorno a fare delle scelte e i miei genitori sono stati, tra virgolette, costretti a fare una scelta, a dire sì alla mia vita e di conseguenza mi hanno insegnato anche a me a fare delle scelte. Scegliere di dire sì significa scegliere di vivere una vita al pieno delle proprie potenzialità e sto cercando di farlo, ma non si smette mai di imparare e di dire sì. Hai detto tanto convinto che niente è impossibile, che ci hai convinto tutti.
No, lo posso dire perché diciamo nella quotidianità incontro persone, ma capita anche a me di soffermarsi sempre su quello che ci manca, sempre su cose banali. In realtà non ci rendiamo conto di quante possibilità abbiamo, di quanta grandezza abbiamo dentro di noi. Io glielo dico sempre ai ragazzi scherzando, il romano, ma se io senza una gamba ce l'ho fatta a giocare a pallone, perché tu non ce la puoi fare? E quindi questo è il messaggio, ce la possiamo fare tutti, nonostante le difficoltà. La persona che abbiamo davanti è il nostro riflesso? Esattamente, la persona che abbiamo davanti è il nostro riflesso, quindi se noi vediamo in noi del positivo, le persone vedranno del positivo, se noi siamo negativi, le persone vedranno del negativo. Avete sentito nel servizio le parole di Arturo Mariani, com'è stato questo incontro? È stato davvero molto bello perché questo ragazzo che è senza una gamba ci ha raccontato un po' com'è stata la sua vita e come è riuscito ad ambientarsi nel mondo. Per te qual è stato il più grande comunque insegnamento o la cosa che ti è rimasta di più? Ma sicuramente Arturo ha avuto una vita difficile. Comunque il mio più grande insegnamento che mi ha dato è non arrendersi mai, provare in vari modi per appunto combattere la vita, diciamo, non mollare mai, perché si sa, al giorno d'oggi alcune persone purtroppo si arrendono. Invece Arturo ci ha dato veramente l'idea di non arrendersi mai e continuare a combattere, diciamo. Ieri sera abbiamo raccolto le impressioni di altre ragazze che erano presenti all'incontro, adesso sentiamo nel servizio e dopo restituiamo la linea allo studio. Cosa ti ha comunicato? Mi ha comunicato molte emozioni perché comunque vedendo parlare questo ragazzo che appunto dalla nascita non ha avuto la possibilità di avere una gamba, mi ha colpito molto la sua storia, ma soprattutto anche come l'ha raccontata, perché si vedeva che è stato comunque contento perché è riuscito ad affrontare le difficoltà con il sorriso. Sicuramente mi ha imposto molto coraggio e tanta gioia, sicuramente mi ha regalato un sorriso perché lui raccontava, come ha detto lei, la sua esperienza anche con voglia di trasmetterci quello che a lui è successo in modo che noi non ripetessimo il suo stesso errore dicendo quindi che potessimo partire anche noi dal piede giusto, una giornata e quindi col sorriso, e mi è piaciuto tanto questo. Una delle cose che ha detto Arturo è il fatto che noi siamo lo specchio degli altri, quindi che il nostro modo di porci, il nostro modo di fare abbia comunque un riflesso diretto sulle altre persone che ci stanno intorno. Secondo me sì, anche il nostro umore, il nostro coraggio, la nostra autostima dipende dagli altri, perché io ad esempio alcune volte ho paura di essere me stessa per il giudizio degli altri, per che cosa pensino loro di me, e quindi anch'io diciamo che mi trovo nella stessa situazione per questo. Questa mattina la visita alla Basilica di San Pietro, cosa ti ha colpito? Mi ha colpito fare una messa in una chiesa così importante dove c'è anche la tomba del primo Papa. Poi il pomeriggio la visita a Roma, com'è stato? È stato bello, abbiamo visto tante cose. Quando hai scelto di venire al pellegrinaggio ti aspettavi che si sarebbero fatte queste cose o avevi altre idee? No, pensavo si pregasse molto di più e ci si divertisse un po' meno, sinceramente, però invece è bello. Diciamo che comunque quando il clima è buono, magari anche aiutato dalla preghiera, poi è tutto più facile. Sì, è vero. Bene, ringraziamo Giacomo Rizzi e tutta la troupe che ha seguito in questi 3 giorni i pellegrini della diocesi a Roma. Questa sera rientreranno in diocesi. Intanto torniamo a soffermarci sul contenuto della catechesi all'udienza generale. Il Papa ha proseguito la catechesi sugli Atti degli Apostoli, incentrando la riflessione sulla missione di Pietro, principale testimone del risorto, che dà il via alla predicazione e come Gesù passa tra i malati prendendo su di sé le loro infermità. Francesco ha esortato i fedeli presenti a non spaventarsi davanti a chi ci comanda di tacere e ci calunnia o addirittura attenta alla nostra vita. Quindi la sottolineatura: nelle piaghe degli ammalati c'è Gesù che ci chiama ad accudirli. Sentiamo un passaggio. Dio manifesta la sua prossimità e fa delle piaghe dei suoi figli, diciamolo un po' in difficile,
il luogo teologico della sua tenerezza. Nelle piaghe degli ammalati, nelle malattie che sono impedimenti per andare avanti nella vita, c'è sempre la presenza di Gesù, la piaga di Gesù. C'è Gesù che chiama ognuno di noi a accudirli, a sostenerli, a guarirli. Ora veniamo alla cronaca amministrativa. Buone notizie per quanto riguarda Santo Stefano d'Aveto. Dopo tanti anni di abbandono, 2 imprenditori sono interessati all'acquisto dell'ex colonia Piaggio. La trattativa è in corso, spiega il sindaco Tassi, che si dice fiducioso sulla conclusione della vicenda. Sentiamo. Nell'udienza del 3 luglio scorso, il Tribunale fallimentare di Genova non ha messo all'asta l'ex colonia Piaggio di Santo Stefano d'Aveto. La perizia infatti stima 5 milioni di euro il valore della storica struttura. Un costo sovrastimato visti i tempi che corrono e l'investimento che sarà necessario per la ristrutturazione. A raccontarlo il sindaco Giuseppe Tassi, che svela la presenza di 2 imprenditori intenzionati ad acquisire l'immobile dopo anni di abbandono. In questo senso l'udienza di luglio è fondamentale. Permette infatti l'acquisto ad un costo inferiore, cosa che potrebbe andare bene ai creditori che hanno in mano l'ex colonia. Una scelta di buon senso dunque. La stessa udienza fissa intorno al prossimo 20 settembre il termine per giungere ad un accordo, spiega ancora Tassi. Se l'interesse di uno dei 2 imprenditori coinvolti dovesse andare in porto, potrebbe chiudersi l'esperienza della curatela fallimentare, con la possibilità di dialogare direttamente con gli intermediari dei creditori. Siamo fiduciosi perché la trattativa è già in corso, spiega il primo cittadino di Santo Stefano, che per ovvie ragioni non vuole svelare i nomi dei possibili acquirenti. Il Comune spera che l'ex colonia possa diventare un luogo attrattivo per i turisti, anche d'inverno, con un'offerta che preveda ad esempio piscine, bagni termali e spa, così da ovviare ad un'eventuale assenza di neve sulle vette. Prosegue Tassi, noi come amministrazione possiamo agevolare l'iter, per il resto i nostri sono solo consigli. Diciamo no, tuttavia, a mini appartamenti o a grandi residence di cui il nostro territorio non ha bisogno. Questo progetto garantirebbe 30-40 posti di lavoro sicuramente alla popolazione di Santo Stefano e quindi avremo persone che rimangono in zona, che presidiano il territorio e che quindi vivono veramente il paese, vivono la vallata. Infine, sta per andare in porto il progetto di rifacimento del campo sportivo per renderlo idoneo agli allenamenti delle squadre di Serie A e B. Il progetto c'è già e i lavori potrebbero partire in primavera. Un piano da 1,5 milioni di euro di investimento, la maggior parte verrà messa dalla Virtus Entella. Proseguono i carotaggi lungo il corso del Rupinaro a Chiavari. Queste operazioni hanno un valore anche dal punto di vista archeologico. La terra estratta, che sarà analizzata in un secondo momento nel capannone comunale di Caperana, potrebbe svelare fasi stratigrafiche e storiche di questa parte della città. Occhi puntati su Corso Millo, dove sorgeva l'antica necropoli. Perché i sondaggi e i carotaggi possono interessare anche l'archeologia? Sono fondamentali intanto perché lavoriamo sotto il controllo della dottoressa Nadia Campana, che è la funzionaria di questo territorio, e con lei ci coordiniamo per verificare questi sondaggi che daranno dei dati diagnostici, tecnicamente si dice pedologici, sulla formazione dei suoli che hanno creato prima i suoli dove è custodita la necropoli di Chiavari, successivamente insieme all'Entella hanno creato la piattaforma alluvionale dove poi c'è stata l'antropizzazione della città di Chiavari. Quali sono i tratti del Rupinaro che secondo voi potrebbero essere più interessanti? Quelli che vengono sondati in questa prima occasione sono tra i più interessanti perché siamo all'altezza di Corso Millo, ci sarà la possibilità di verificare come un lavoro importante, quello del fiume Rupinaro, che ha portato i detriti dal suo bacino imbrifero, perciò dal comune di Levi a scendere fin verso Chiavari, ha creato le condizioni per esempio per la fase di abbandono e di interro della necropoli. Come farete le visioni della terra che verrà estratta dai sondaggi? Questi primi sondaggi verranno esaminati visivamente, documentati fotograficamente, posizionati geolocalizzandoli sui luoghi di raccolta di queste carote e verificare le diverse stratigrafie e permettere la ricostruzione di tutte le fasi e le dinamiche del torrente Rupinaro.
Dato che non c'è un precedente, possiamo dire che state facendo la storia di questo tratto? Senza dubbio, dopo questi primi microsondaggi ci saranno dei sondaggi più profondi, decisamente più profondi, e vedremo proprio le dinamiche più antiche, più lontane dall'antropizzazione di Chiavari, che è un fenomeno rispetto a queste dinamiche così lontane del tempo assolutamente recente. E sul fronte amministrativo è arrivata oggi la replica del consigliere Giovanni Giardini dopo che il sindaco di Chiavari ha deciso di escluderlo dalla maggioranza. All'origine della spaccatura una frase pronunciata da Giardini nel corso dell'ultimo consiglio comunale dedicato all'area ex Italgas, ritenuta offensiva dal primo cittadino. Non è mai stato il mio sogno di bambino confrontarmi con uno che non si vuole confrontare, dice Giardini nella nota, e dire normative precise ad uno che crede che le regole a volte siano solo optional. Il consigliere dice di non riferirsi a Di Capo ma alla sua ombra. Secondo Giardini il suo incarico era virtuale e i fili erano tenuti da altri. Il consigliere si scaglia poi contro le gravi espressioni usate contro di lui su Facebook dal gruppo Avanti Chiavari e si riserva a sua volta di agire cautelativamente in via giudiziaria per tutelarsi, oltre che ad affrontare il tema nel prossimo Consiglio Comunale. Il santuario di Verba Castiglione Chiavarese si appresta ad accogliere i numerosi pellegrini per i festeggiamenti in onore di Nostra Signora della Guardia. Questa sera alle 20:30 si svolgerà la processione notturna o flambeau delle parrocchie dei comuni di Castiglione Chiavarese, San Pietrovara, Tavarone e Torza. Al termine del pellegrinaggio la celebrazione eucaristica al santuario e a seguire il concerto di chitarra acustica di Francesco Tagliente. Domani giorno della festa le sante messe saranno alle 7, alle 8, alle 9, alle 16, alle 19. L'Eucaristia delle 11 sarà presieduta dal Vescovo di Chiavari Alberto Tanasini e dal Vescovo di La Spezia Ernesto Luigi Palletti. Alle 17 il Vespro la processione con l'Arca della Madonna presieduta da Don Gianluca Trovato. Anche nella parrocchia di Pieve di Zignago in provincia di La Spezia domani si celebra la Madonna della Guardia alle 21 la Santa Messa presieduta da Don Simone Gersi della diocesi di Savona Noli. Da lunedì prossimo sarà attiva a Lavagna la segreteria per tutti coloro che si vorranno iscrivere all'anno accademico 2019-2020 dell'Uni3. Ricco il calendario di corsi e di iniziative inserite nel programma che si propone ad associati nel 7° anno consecutivo. L'Università delle Tre Età di Lavagna Cogorno è pronta all'apertura di un nuovo anno culturale. Le lezioni, offerte a tutta la cittadinanza dai 18 anni in poi, propone un'ampia gamma di corsi, argomenti, materie, conferenze e laboratori. L'impronta che vogliamo dare è la continuazione e quindi il mantenimento di ciò che è stato fatto. Quest'anno è il 7° anno e ci presentiamo ai nostri iscritti e non solo alla cittadinanza con la semplicità ma con la forza e l'autenticità dell'unione, dell'armonia. La segreteria sarà operativa da lunedì 2 settembre con orario il lunedì dalle 16 alle 18:30, martedì 10-12 sino al 29 ottobre. Per chi sarà tempestivo nell'iscrizione ci saranno maggiori possibilità di scelta dei corsi da seguire. Creiamo una vera e propria sessione di scuola e quindi è chiaro che per quelli che sono i corsi un pochino più attivi chiaramente ci sono i numeri anche chiusi e i posti sono quelli che sono, per cui non dico che è un invito a venire eccetera, ma è chiaro che se si arriva alle prime battute per iscriversi è meglio rispetto magari al finale di fine ottobre. Le lezioni inizieranno lunedì 4 novembre secondo il calendario prestabilito. Tra le materie proposte un ruolo importante è rappresentato dai corsi artistici. L'arte dà un'opportunità di aggregazione, di anche soddisfazione in quello che si fa, perché creare con le proprie mani e con il proprio impegno e seguendo anche delle regole dà una soddisfazione enorme. Nel programma dell'anno accademico sono inserite anche 3 visite guidate aperte non solo ai soci Uni3, a Palazzo Ducale, al Museo Sant'Agostino e alla Consorteria dei Dori a Genova. Prima di ogni visita c'è una lezione tenuta da me di approfondimento sul periodo storico, sugli artisti, su tutto quello che poi andremo a vedere e queste lezioni sono aperte a tutti. A coronamento del ricco programma anche concerti musicali aperti al pubblico nell'ottica di rendere questa realtà sempre più solida e solidale. Approfondimento culturale e all'offerta culturale che è la base di Uni3, ma soprattutto l'aggregazione.
Il modellino di una goletta dell'artista Giuseppe De Gasperi farà bella mostra di sé nella Biblioteca Comunale Italo Bertoni nella sede di Villa Nido a Parco di Villa Durazzo a Santa Margherita Ligure. L'opera sarà donata sabato prossimo da Angelica Schiaffino a nome della sua famiglia nel corso di una piccola cerimonia che avrà inizio alle ore 11. Il modellino è stato realizzato in memoria di Giorgio De Gasperi, fratello di Giuseppe, morto prematuramente a causa di un incidente automobilistico. Andiamo ora in Val Graveglia con una notizia che trovate pubblicata anche sul nostro sito teleradiopace.com. È nata infatti la nuova Proloco Val Graveglia composta soprattutto da giovani. La formalizzazione è avvenuta in tempi rapidi per poter partecipare alla prossima Expo della Fontana Buona. Presidente è Enrico Rossi, che sarà affiancato da ragazzi di età compresa tra i 18 e i 24 anni e da alcuni trentenni. Vicepresidente Paolo Rissetto e Diletta Bonino, segretario Federico Podestà. Tra gli altri nomi Manuel Bucci, Alice Mangiante e Gianluca Spinetto. Alcuni adulti cercheranno in questo periodo di aiutare i giovani per far ripartire attivamente la Proloco. Il primo banco di prova sarà dunque l'Expo Fontana Buona. Nella serata di venerdì 30 agosto la Proloco proporrà una cena tipica della Val Graveglia. Ora sfogliamo le pagine dei quotidiani insieme a Marco Revello, poi ci ritroviamo con gli aggiornamenti e lo sport. Avvenire titola Conte avanti piano, convergenza su famiglia ed economia, Trump sostiene il Presidente del Consiglio, oggi Mattarella incontra i big e decide sull'incarico. Migranti, forse 40 i morti in Libia, da Salvini ai 30, nuova chiusura dei porti, altro naufragio, molti dispersi, ritorna il blocco delle ONG. La bimba inglese Tafida, porterò mia figlia a Genova, mi fido dell'Italia, ieri la madre ha visitato il Gaslini, rassicurata dai medici, farò di tutto per far vivere Tafida, ora invece i medici inglesi vogliono sospendere le cure. E poi ancora fare saltare le ceppaie a Asiago come Genova, dinamite dopo il tifone, ricorderete quello che si è abbattuto sui boschi del Trentino e del Veneto e Friuli Venezia Giulia. Bolsonaro rifiuta gli aiuti offerti dal G7, roghi in Amazzonia. E poi il Sinodo Valdese, informazione vera, non per il potere. E ancora una sentenza negli Stati Uniti, antidolorifici che danno dipendenza e uccidono, maxi multa alza il velo sulla droga e vediamo appunto nella pagina 8 la multinazionale del farmaco Johnson & Johnson riconosciuta colpevole dovrà pagare 572 milioni, già annunciato il ricorso. Epidemia di oppioidi negli Stati Uniti, prima sentenza contro l'avidità. Veniamo al secolo XIX verso l'incarico Conte, l'ultimo veto del PD su Di Maio vice premier, il commento Zingaretti per un nuovo bipolarismo di Federico Geremicca, il commento di Ugo Magri, programmi e ministri, il Colle vuole il premier protagonista in campo e poi c'è un retroscena, rivolta contro Di Maio, lui e i suoi amici stiano fuori dal governo, dice l'opposizione interna al partito. Olio, anno nero per il Levante, la Mosca, l'assalto delle olive, la stagione tra lo scarso raccolto e l'infestazione, meno il 50% della produzione del 2018. ArcelorMittal, proprietario dell'Ilva, 10 giorni per decidere se chiudere o no, oggi l'incontro con il Ministero. E poi Istanbul, il ritorno delle navi da crociera e la fotonotizia dedicata a un ligure cacciatore dei relitti, così siamo scesi negli abissi per trovare il relitto degli Stati Uniti perduto. E poi all'interno del secolo XIX Giardini non fa più parte della maggioranza a Chiavari. L'altra sera il consigliere aveva detto quando ho avuto un sentore di puzza me ne sono andato, poi si è scusato per il termine forte, ma il sindaco di Capua dice che il rapporto di fiducia finisce qui e oggi si attende la replica del consigliere. Alla base dello scontro c'è il progetto Italgas. Sempre dal secolo XIX ma da Rapallo, pochi yacht in porto si tagliano spazi e costi, sarà utilizzato solamente il molo Langano escludendo il primo pontile e verrà ridimensionato anche il personale antincendio. Un aggiornamento di cronaca, un operaio di 21 anni di Lavagna è stato tratto in arresto nella serata di ieri dai carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Sestri Levante per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. Il giovane sarebbe stato sorpreso in una piazza del centro in possesso di 31 grammi di marijuana e di un bilancino di precisione. La droga e lo strumento sono stati sequestrati, l'arrestato è stato processato questa mattina con rito direttissimo. Ora andiamo in redazione per altri aggiornamenti. Per noi oggi Maurizio Garreffa.
Un saluto a tutti, grazie Cristina. Andiamo a Lavagna, dove questa mattina si è svolta una conferenza stampa di presentazione di 3 riconoscimenti che il Comune ha ottenuto ed è l'unico in tutta la Liguria ad avere insieme la bandiera verde, la bandiera blu e la spiga verde. Tra i vessilli più importanti naturalmente c'è quello della bandiera verde, che viene conferita ad una località di mare con caratteristiche adatte ai bambini e selezionate attraverso un'indagine condotta tra un grande campione di pediatri. E per inserire una località in questo elenco deve essere presentata una domanda sottoscritta e firmata da almeno 35 pediatri e questo significa, ha sottolineato il sindaco, che ben 35 medici hanno segnalato dal 2016 ad oggi le spiagge di Cavi e di Lavagna come spiagge a misura di bambino e di famiglia. Poi naturalmente la bandiera blu che il Comune riceve da ben 27 anni, ma c'è anche l'importanza del vessillo della spiga verde che riguarda lo sviluppo ambientale. Lavagna è l'unico comune della Liguria ad averlo ottenuto. In questa occasione è stata anche presentata un'iniziativa che riguarda il comparto dell'agroalimentare che si terrà a Lavagna nel mese di novembre, ma ne parleremo ancora nel telegiornale di questa sera. È tutto, a te Cristina. Bene, grazie. Concludiamo con lo sport. Il CSI a sostegno dei bambini ucraini ospiti in queste settimane nel Tigullio, nella palestra del Palazzetto di Carasco, in gestione al Centro Sportivo Italiano, si è svolto un torneo di mini volley per i più piccoli, a seguire una partita di football ucraina contro Italia. Ad arbitrare il presidente dell'associazione Baia delle Favole, Bruno Canepa. In campo il gruppo dei ragazzi ucraini e le famiglie del territorio che li hanno accolti nelle loro case, oltre a tanti simpatizzanti. Il presidente del CSI, Cristiano Simonetti, ha premiato i ragazzi con dei portachiavi e del materiale scolastico offerto dal comitato di Chiavari. La divertente serata di sport e di amicizia si è chiusa con un buffet offerto dalle famiglie italiane. E concludiamo con una notizia di vela che troviamo sul nostro sito. Una regata velica per Under 15 sarà ospitata domenica prossima alle 11 nello specchio acqua antistante la calata Miraglio Durand de la Pen a Rapallo. Si tratta di una gara riservata a ragazzi e ragazze nate negli anni dal 2004 al 2010 che utilizzeranno scafi della classe Optimist. L'iniziativa è organizzata dalla Lega Navale di Rapallo con la collaborazione della Winner Volley, del Comune, della Federazione Italiana Vela e del Panathlon Club. È il primo appuntamento di una serie di eventi del 14° convegno sulle tematiche sportive organizzato ogni anno dalla Winner Volley. E si conclude così questa edizione del nostro telegiornale. L'informazione torna questa sera a 19:15, 20:30, 22:45. Prosegue al canale 187 di Telepace News. Grazie a tutti dell'attenzione e buon proseguimento di giornata.